Cambiano le location, cambiano i protagonisti, ma il filo conduttore è quello della protesta, ormai una costante. Ogni giorno, anche nella città dei templi, ce n'è una. Loro sono i lavoratori agrigentini impegnati negli sportelli multifunzionali. Questa mattina hanno organizzato un sit-in davanti all'ufficio provinciale del lavoro. Da parecchi mesi non percepiscono lo stipendio e il loro futuro si prospetta incerto. Da 9 mesi non prendiamo stipendio, lavoriamo giornalmente e non abbiamo garantito nessun diritto. L'obiettivo finale è di smantellare il settore unilateralmente. Molta preoccupazione e rabbia. Grazie al governo regionale noi siamo passati avviso 1, avviso 2, siamo diventati nuovi precari della regione Sicilia. Perché se tu devi chiedere un giorno di ferie ti deve essere concesso e però poi non percepisci lo stipendio, a questo punto voi come la definite? Io la definisco schiavitù. Noi siamo persone che realmente in tutta la Sicilia attiviamo le cosiddette politiche attive del lavoro, cioè a oggi nessun lavoratore in cassa integrazione, mobilità, disoccupato può mantenere lo status di disoccupato se non attraverso il lavoro dei tanti orientatori dislocati nei centri per l'impiego di tutta la Sicilia. E al danno di non percepire le mensilità anche una sorta di beffa. L'amministrazione regionale ha infatti deciso di imprimere un'accelerazione alle disposizioni per l'immediata fuoriuscita a partire dal 21 dicembre dei lavoratori degli sportelli dai centri per l'impiego dove operano. Io dico che è vergognoso questo atto unilaterale, che viene proprio in un momento che c'è una vacazio, cioè non c'è l'assessore, non c'è il governo e questa signora, questa dirigente regionale si permette di fare atti di questo genere che sono atti unilaterali, che in ogni caso dovrebbero essere discussi più ampiamente, che è un errore fare questo, buttare a mare tanti anni di esperienza di lavoratori che lavorano come orientatori, come progettisti, come volete, ma che lavorano per questa società siciliana. Come pensate di muovervi adesso per rivendicare il pagamento degli stipendi, ma anche per avere un futuro più sereno, più tranquillo? Ora dovremmo fare un documento da inviare ai regionali per poter chiedere urgentemente un incontro con Crocetta per porre il problema a livello regionale, a livello del nuovo governo, perché ancora la delega al lavoro non c'è e quindi non abbiamo un'interlocuzione. L'unico interlocutore è Crocetta attualmente. Un incontro urgentissimo per risolvere la problematica degli sportelli multifunzionali.